Gregor Zenkota ha conquistato il primo round del campionato europeo di Speedway che si è corso martedì 25 aprile sull'ovale di Terenzano. Il pilota polacco ha dominato la gara friulana conquistando 15 punti, frutto di 5 vittorie nelle 5 batterie affrontate. Ottima la prova del pilota della Repubblica Ceca Jan Kvetz, giunto secondo a 14 punti. Completa il podio il tedesco Martin Smolonski, terzo con 11 punti. L'ultimo pilota che passa alla fase successiva è il danese Mats Hansen, giunto quarto con 10 punti. Non è andata bene per i colori azzurri con Nico Kovatti che ha chiuso quinto con 9 punti. Il pilota del Motoclub Lonigo totalizza nelle batterie un terzo e 4 secondi posti, con una spettacolare batteria che l'ho visto condurre fino alla bandiera a scacchi prima di subire il sorpasso da parte del pilota della Repubblica Ceca Jan Kvetz. Problemi alla moto ha condizionato la gara del campione italiano Michele Paco Castagna. Il pilota del Motoclub Olimpia, dopo 2-0 nelle prime 2 batterie, chiude secondo nella terza e vince le altre 2 successive batterie, terminando sesto con 8 punti. Positiva esperienza per Nicolò Percotti che, arrivato da riserva, ha poi sostituito lo sloveno Matic Ivacic, ben figurando. Nonostante la pioggia della mattinata, i ragazzi del Motoclub Olimpia del presidente Pierpaolo Scagnetti sono riusciti a preparare una pista che ha regalato grandi emozioni al numeroso pubblico presente per la gara di campionato europeo, che ha visto la presenza di 16 piloti a rappresentare 11 nazioni del vecchio continente. Tak, dzisiaj wszystko układało się w każdym wyścigu dosyć dobrze. Oggi in ogni batteria è andato tutto abbastanza bene, anche se non era una pista facile per correre e per lottare tra noi. Sappiamo che questo era dovuto alla pioggia, che è caduta abbastanza intensamente, ma alla fine dopo tutto siamo riusciti a correre e posso dire che il successo ottenuto in queste condizioni vale doppio. Musieliśmy pokonać, żeby tu przebyć, udało się te zawody odjechać, a zwycięstwo smakuje... Sono contento perché siamo venuti qui con questo obiettivo e quello che sono riuscito a conquistare mi dà maggiore ottimismo e mi dà una spinta in più per le gare future. To tylko jeszcze mnie napawa większym optymizmem i dodaje większego wiatru. Michele Paco Castagno, una gara comunque positiva, non sei partito benissimo ma hai dimostrato il tuo valore in un paio di batterie dove hai volato. Sì, peccato un po' troppo tardi, abbiamo cominciato un attimino male, qualche problema di moto che la prima batteria mi ha fatto proprio iniziare nel peggiore dei modi. Era la migliore moto, non siamo riusciti a metterla a posto dopo la prima batteria, siamo entrati con la seconda moto nella seconda batteria che aveva un setup completamente sbagliato perché non siamo riusciti a provarla, e partendo dietro in una pista in quelle condizioni in quel momento lì era molto difficile, quindi abbiamo fatto un reset dopo e abbiamo dimostrato quello che siamo in grado di fare. Io e la mia squadra hanno lavorato incredibilmente tutto il giorno, sono stati bravissimi, quindi devo ringraziarli tanto. Un peccato perché mancavano giusto quei 2 punti di fortuna della prima batteria che era addirittura la più facile, quindi è stato un peccato quello. Dai, comunque testa alta e guardiamo avanti in maniera positiva. E ci saranno anche degli impegni internazionali. Sì, abbiamo già domani volo per l'Inghilterra, corro domani, corro venerdì, corro mercoledì prossimo, sabato siamo impegnatissimi, quindi abbiamo la fortuna adesso di farci la doccia e andare a casa, domani si ricomincia da zero, solo che è una pillola molto amara da buttare giù. Sappiamo che siamo in grado di fare molto meglio di così, però d'altra parte ce n'è una bella motivazione. Sto veramente lavorando tanto dietro, behind the scenes come si dice, quindi speriamo che magari già al mondiale si possa avere un risultato migliore e riuscire a qualificarci. Simone, un bilancio di questo campionato europeo, lo spettacolo non è mancato. Devo dire innanzitutto grazie a tutto lo staff del Motoclub Olimpia, perché c'è stato un impegno non indifferente per la pista, e chiaramente un grazie particolare a tutta la gente che oggi ci ha creduto a questa gara, e sono venuti dal mio punto di vista anche numerosi dagli anni passati, questo sì. Complimenti ai primi 3 piloti, chiaramente, che ci hanno messo del loro per ottenere la qualifica chiaramente al turno successivo, e quindi un buon risultato per il Motoclub Olimpia, sperando che in un futuro qualche gara di questo livello ci torni indubbiamente. Ha piovuto fino a un paio d'ore prima dell'inizio della gara, poi posticipato di un'ora. Preparare, come dicevi prima, il tracciato in maniera veloce, tutto è andato per il verso giusto, ma lo hai sottolineato, nonostante le previsioni del tempo non siano state ottimali, il pubblico delle grandi occasioni c'è stato.
Sì, devo dire che nei giorni passati la pioggia non ha aiutato, oggi specialmente per il riassetto, prima dell'inizio della gara, per le prove e tutto, abbiamo dovuto spostare le prove con anche i commenti negativi da parte dei piloti, ma siamo riusciti a portare intanto a compimento una gara di europeo con da parte mia un buon successo e quindi rimasto contento. Ora si continua perché c'è il flat track a giugno, si cambia specialità. Esatto, il flat track adesso quest'anno ci sono dei nuovi piloti che fanno parte sempre con del promoter in Italia e stanno portando avanti un qualcosa che speriamo in un futuro cresca, infatti sia qua che anche al Motoclub Lonigo hanno ripreso un po' piede, ecco. Armando Castagna ha rappresentato per molti anni lo speedway italiano a livello mondiale, adesso lo sta facendo ancora sotto l'aspetto federativo. Sì, adesso è qualche anno che sono in commissione internazionale, più di 10 anni, che dirigo la commissione internazionale della FIM della track racing, che comprende lo speedway, il long track, il flat track e l'ice speedway. E direi qualche anno che sono anche coordinatore della track racing nazionale e come si sa ho fatto una vita da pilota e adesso siamo nella parte organizzativa e gestionale di tutti i campionati. Come sta andando nello speedway italiano? Bisogna far crescere giovani piloti, a che punto siamo? Beh, direi che quest'anno, a fine dell'anno scorso, abbiamo avuto un polmone di ritorno con la pista con la riapertura della pista di Lonigo. Come voi sapete, Terenzano ha portato avanti un fardello non indifferente per diversi anni, ha fatto un gran lavoro, adesso fortunatamente ha riaperto anche Lonigo in Veneto e abbiamo una prossima riapertura nelle Marche di un altro circuito che speriamo sarà finito nella fine del 2023 di quest'anno. E naturalmente i giovani come tutti possono capire, se non ci sono i circuiti i giovani non crescono, non nascono, è come se non hai una piscina non nasce la Federica Pellegrini eccetera. E sicché stiamo lavorando con le scuole di club per avere i giovani, abbiamo dei piloti che passano dal flat track allo speedway e viceversa. Di conseguenza sono due discipline simili, diverse, in molte tecnicità, però l'un l'altra si aiutano e adesso abbiamo un ragazzo che è il vice campione del mondo di flat track del 2022 che è passato, che fa anche lo speedway e ha dimostrato delle capacità incredibili ed è un giovane che poniamo molta fiducia nella crescita di questo ragazzo, ma come anche lui ci sono dei giovani che stanno crescendo anche in altre regioni. Peccato in Friuli che abbiamo perso Lenarduzzi per naturalmente tanti problemi fisici e cadute che ha avuto. È stato campione italiano under 21 tra l'altro. È stato campione italiano under 21 e noi avevamo veramente dei sogni con quel ragazzo, però quando ti fai male, si è ritirato, di conseguenza speriamo che in Friuli possa nascere qualche nuovo giovane con l'aiuto del Motoclub Olimpia naturalmente. Dunque è successo quello che non doveva succedere nella gara di campionato italiano, è arrivato questo infortunio, fortunatamente sembra che piano piano riprenderai la forma. Sì, piano piano mi hanno dato 2-3 mesi per rimettermi un po' in forma, ho già iniziato la riabilitazione, quindi siamo già su una strada in salita si spera e niente, attendiamo il tempo insomma che migliori le cose. Sarà impossibile riconfermarti vice campione italiano con questo infortunio? Bella tosta, sicuramente ci proviamo, sarà dura, però insomma attualmente sto pensando di rimettermi a riprendere a fare i movimenti normali e con la speranza insomma di ritornare come prima o se non meno o perlomeno meglio dai. Difendere i colori tra l'altro del Motoclub Olimpia di Terenzano per te è ormai una famiglia immagino. Sì, è una famiglia, amici da una vita, ci vogliamo bene, anche per questo ci tengo insomma a rimanere su questo club, anche perché ormai sarò quasi alla fine della carriera,
credo che non ci siano tanti anni ancora in prospettiva, però cerchiamo di portare a termine le cose al meglio che possiamo.